Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video andremo ad analizzare una partita che è veramente eccezionale. Al bianco c'è un'allieva di Botvinnik. Voi sapete che gli scacchi, nonostante siano un gioco secondo me assolutamente meritocratico, non c'è la soggettività ma c'è la piena oggettività. Non è come il calcio che magari uno dice per me è fuori gioco, per me no. No, qui è o sì o no. Quindi è un gioco che apprezzo tantissimo e ripeto è assolutamente meritocratico, ma non so per quale razza di motivo negli scacchi c'è la divisione in categorie per quanto riguarda le donne e per quanto riguarda i maschi. Non si sa perché i maschietti devono sudare di più per arrivare ad un certo titolo, mentre le donne magari ci arrivano molto prima. Per esempio, un gran maestro maschile ha un punteggio più alto rispetto a un gran maestro femminile, proprio perché per arrivare a conquistarsi quel titolo deve sudare di più un uomo. Ora, veramente, questa è una domanda che mi faccio da tempo, magari qualcuno mi saprà rispondere, visto che abbiamo detto che entrambi i sessi sono uguali, pari diritti, non si sa perché le donne arrivino prima a tale punteggio. Va bene, ma non stiamo facendo una polemica su questo, anzi noi andremo a vedere proprio come una grandissima giocatrice giocò contro un maschio e sentite le parole che disse: gli uomini raramente giocano mosse buone che siano allo stesso tempo anche semplici, preferiscono eseguirne altre che se non sono forse le migliori, in quel momento risultano le più forti. Giocare contro di loro è un buon allenamento. Quindi una giocatrice che ama giocare contro gli uomini perché reputano che non giocano quasi mai mosse buone ma semplici, ma cercano di trovare sempre la mossa migliore e di complicare il gioco. E in questa partita del 1979, con una bellissima difesa Pirk, è assolutamente interessante. All'inizio sembra una Karoken, cavallo F3, G6, D4, alfiere G7, cavallo C3, D6 e qui si sta progettando la spinta in E5. Alfiere 2, cavallo in F6, arrocco corto, A4, cavallo in BD7, A5 e ora finalmente la spinta in E5. A questo punto alfiere in E3, donna in E7. Qui è tutta teoria ragazzi, non dico nulla perché non c'è in effetti nulla da dire. Torre in E1, H6, alfiere F1 per dare un po' di spazio anche alla torre, cavallo G4 che ci minaccia l'alfiere e adesso qui arrivano le prime mosse interessanti. D5. Qui quali erano le possibilità? Le possibilità erano per esempio quello di andare in sostegno a questo alfiere con donna D2, mettendo anche in comunicazione le torri, ma l'idea D5 secondo me è molto più interessante e originale. Allora qui il bianco ha in mente un piano, cioè quello di bloccare un pochettino il centro e soprattutto di andare a ipercontrollare le case bianche. Quindi nel momento in cui il nero si ritrova con i pedoni sul nero bloccati che non gli fanno giocare l'alfiere camposcuro e si ritroverà senza controllo sulle case chiare, praticamente avrà due alfieri totalmente bloccati. Questo è il sottile piano. E per arrivare a questo piano è disposto anche a cedere il proprio alfiere per via del cavallo. Quindi su D5 che cosa gioca? Il nero chiaramente cattura di cavallo, cattura di torre, C5 ed il centro è chiuso. A6, B6, indebolimento totale sulle case bianche. Cavallo in B5, scusami, cavallo in F6, H3 per evitare queste entrate fastidiose, cavallo in E8 per permettere questo tipo di spinte e adesso C3. Qui la posizione si inizia a fare veramente interessante. Sempre parte del piano del nero è quello di riuscire ad aprire la colonna, visto che qui il centro è bloccato con una spinta B4 e possibilità di piazzarci delle torri, quindi l'idea è quella di aprire la colonna C. Vediamo se ci riesce.
tocca al nero, cavallo C7, B4 subito, a questo punto cambio dei cavalli, torre B8, B per C5, B per C5, si è fatto un attacco di scoperta, l'alfiere deve ritirarsi in C4. Guarda che bello che è l'alfiere con il pedone, controllano queste case qui, fantastico, alfiere e pedone di colore contrario sono veramente eccezionali. Dopo alfiere C4 segue donna in C7 e adesso attenzione che il bianco ha un nuovo piano incredibile. Cavallo D2, l'idea è quella di andare a ricollocare il cavallo da qualche parte, dove? 1, 2, 3, nell'avamposto fortissimo C6. Quindi questa è l'idea e nel momento in cui c'è un cavallo in sesta il nostro avversario soffrirà parecchio. Ora è chiaro che il nero potrà tranquillamente sbarazzarsi di questo cavallo semplicemente con alfiere di 7, ma queste considerazioni le faremo più avanti. Alfiere di 7, ciò non toglie il bianco di proseguire nei suoi piani, torre B6, alfiere in A5, raddoppio di torri e nonostante ciò cavallo in C6. Cavallo in C6 sembra un suicidio a tutti i costi perché alfiere, pedone, torre. Che cosa ha guadagnato il nero in tutto questo? Beh. La cattura in realtà è assolutamente dannosa, cioè più che dannosa è pericolosa. Perché? Dopo una cattura di questo tipo e poi la torre ricatturerà, innanzitutto l'alfiere in C4 ha aumentato il suo raggio d'azione, quindi è diventato più forte. La torre da E3 potrà andare in D3, supportare attacchi di questo tipo, e attaccando direttamente appunto sia D6, ma allo stesso tempo potrà andare ad attaccare anche il punto in F7. Quindi è veramente dannoso, perciò il nero vede queste complicazioni e per il momento decide di non fare nulla. Torre in F8, torre B1, però subito dopo cambia idea e dice ma sì dai, togliamo di mezzo questo problema. Ops, adesso tocca al nero, donna C6, cambio di torri e donna per B6. Torre D3, tutto secondo i piani, torre D8, donna G4. Oh, interessante. Adesso si minaccia il tatticismo di cattura di donna su G6. Il nero non può catturare poiché c'è l'inchiodatura da parte di questo pedone. Attenzione però che re F8, che sembra una mossa buona, porterebbe alla possibilità di giocare torre F3, aumentando di nuovo l'attacco su questo punto e ancora una volta si minaccia la cattura su G6 e questo pedone è sempre inchiodato, quindi questa favorirebbe il bianco di non poco. Motivo per cui il nero gioca re in H8, ma comunque torre F3 per aumentare il controllo su questo pedone che prima o poi cadrà. Inoltre, dopo un'eventualità anche di cambi, che fra poco vediamo, non ti anticipo nulla. Torre F8, cambio. Quindi il bianco ha voluto cambiare proprio perché sa che il suo avversario innocuo non riuscirà mai a dare seriamente fastidio al nostro re con una sola donna. Perché? Perché il suo alfiere è totalmente fuori gioco, dovrebbe fare di quelle manovre incredibili per riuscire a essere veramente un minimo insidioso. Ok, andiamo avanti e ora la combinazione finale. Donna in D8, alfiere per G6, donna in E7, donna C8 scacco, alfiere F8 difendendo il proprio re, alfiere F5, re G7, donna B7, il nero non può catturare altrimenti noi andiamo a promozione, H5, H4, re in F6, G3, il bianco controlla le case nere con i pedoni e controlla le case chiare con il proprio alfiere. Alfiere in H6 e adesso alfiere D7, interferenza in modo tale che mi posso pappare il pedone. Donna in H7, se mi pappo il pedone mi cade il mio di pedone qui
può essere fastidiosa la situazione. Alfiere in E8 si attacca alla donna di scoperta e se tu te ne vai a pappare il mio pedone, adesso c'è questa entrata di donna qui. Quindi donna G8, alfiere per H5, alfiere per F4, il pedone chiaramente è inchiodato. Sì, c'è il sacrificio di alfiere, probabilmente si minaccia un perpetuo per pareggiare, ma il bianco qui semplicemente gioca donna 7 e qui il nero abbandonò. Perché? Supponiamo che il nero continui nei suoi piani, abbiamo semplicemente donna F7 costringendo il nero a cambiare le donne e dopo adesso c'è l'alfiere in presa, qui il bianco, qui scusami, il nero può scegliere se catturare l'alfiere bianco o salvare il suo. È meglio salvare il suo guadagnando un pedone, ma adesso il nostro pedone andrà a promozione, anzi non abbiamo assolutamente fretta, possiamo giocare prima alfiere D5, così mettiamo in salvo il nostro di alfiere e poi si va così a promozione. Quindi come abbiamo visto anche le donne sanno tirare bene fuori le unghie, sanno giocare molto bene. Spero che questa partita ti sia piaciuta, come al solito ti invito a condividere questo video, lasciare un like, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Grazie per il tuo tempo, ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!